Sarà un presidente veneziano a tempo pieno Pietrangelo Buttafuoco non appena si insedierà alla presidenza della Biennale di Venezia, momento previsto tra pochi giorni, per i primi di marzo. Si avvicinano i tempi del suo ingresso alla guida della Biennale. In questi giorni Buttafuoco ha preso casa a Venezia in centro storico, segnale forte di come il giornalista, saggista e scrittore catanese voglia interpretare il suo mandato e essere presente in modo stabile, non solo per brevi periodi o nei momenti clou in città. Intanto, il 29 febbraio, il presidente Roberto Cicutto, presidente dei Record, presiederà l'ultimo suo consiglio di amministrazione del quadriennio con l'approvazione del bilancio. Lo stile e la preparazione di Cicutto, di altissimo profilo istituzionale, ma in sopra le righe, competente e sempre improntato alla massima collaborazione, ha riscosso grandi apprezzamenti a livello romano e governativo in questo periodo, in primis l'elogio del ministro dei beni culturali Gennaro San Giuliano e l'esperienza dell'ex presidente di Cinecittà potrebbe risultare preziosa in futuro, anche per altri ruoli importanti di primo piano a livello nazionale. In platea anche il suo successore Buttafuoco, come avverrà questo passaggio di consegna? Qual No, è adesso? non c'è una modalità in cui avverrà, c'è un dialogo, una conversazione che stiamo facendo, mica per suggerirgli dei contenuti, ma perché è giusto che quando si passa il testimone si diano tutte le informazioni che lui riterrà utile avere. Sui curatori scelti, Cicutto dice: I curatori della Biennale non solo diciamo di arte e architettura intercettano l'aria del tempo. Certi temi come decolonizzazione e decarbonizzazione sono, come dire, più presenti. Io credo che tutto questo sarà un grande contributo.